Est Energy è una società nata e cresciuta nel territorio e siamo un po' la rappresentazione del territorio. Nel Veneto questi movimenti sono diffusi, forti e ci hanno aiutato a pensare questa iniziativa, a progettarla e a diffonderla. Quindi abbiamo sposato lo sport paralimpico proprio come adesione a un territorio che tanto lo sostiene. È una manifestazione volta a coinvolgere noi persone, cittadini, a conoscere lo sport paralimpico. Insieme a CIP e CONI Veneto creiamo una commissione che seleziona tra varie associazioni che seguono lo sport paralimpico i progetti principali, progetti per nuove infrastrutture, strumenti, formazione, e poi tramite i social facciamo sì che le persone scelgano quello che piace di più, mi piace di cuore. I progetti che vincono vengono poi premiati da Est Energy con un contributo. Ci piace sostenere lo sport paralimpico e lo facciamo col contributo, ma allo stesso tempo ci piace diffonderlo, farlo conoscere, e questo è con l'attività dei social. La dicitura è perfetta, mi piace di cuore vuol dire che non c'è solamente lo sport, non c'è soltanto l'aspetto agonistico, gli eventi sono eventi di tipo ispirazionale. Tutti condividiamo questo gnocco minerale che ruota attorno al sole e abbiamo bisogno spesso di avere qualcuno che ci stimoli a tirar fuori la parte migliore di noi. L'olimpico dice: ma come fanno? Ma che fenomeni sono? Che resistenza hanno? Possibile che non si deprimano e riescano sempre a superarsi? Ma dal punto di vista dei paralimpici, probabilmente quello che vogliono evitare è il pietismo di origine medievale, ovviamente, ma anche la definizione di superuomini, di supereroi, perché loro cercano in realtà di compattarsi e diventare semplicemente atleti di alto livello, nazionale, locale, mondiale. Allora, per me è un grande onore e sono molto contento che mi hanno scelto per questo progetto. Lo conoscevo già da un paio di anni in quanto avevamo partecipato con un'associazione di Cortina, e so che comunque stanno lavorando benissimo in tutti questi anni e sono super attenti al territorio. Quest'anno è stato fatto veramente in grande e sono molto contento, insomma, di partecipare. Adesso manca esattamente un anno alle Paralimpiadi. Io abito qua a Cortina, quindi li vivrò veramente sfortunatamente come cittadino e basta, non come atleta, però comunque penso sia una grande cosa, soprattutto per quello che lascerà sul territorio e per il futuro.